A Napoli noi siamo stati sempre specialisti a inventare mestieri perché la fatica, se non ce la inventiamo noi non si mangia. Venite avanti, dottor. Io esercito il mestiere guardiamacchine, la più moderna e nuova professione, che magari lo sta soltanto a Napoli. L'abbiamo fatta noi questa invenzione. E in un mestiere serio, non come crede la gente, sarà sa ti distingue, non è una cosa e niente, perché a guardare ci vuole l'abitudine, c'è vuole l'applicazione e l'esperienza, che a forse mi guarda che è possibile che io sono diventato una scienza. Certo che porta la famiglia annanzi, ci vuole la piena 70 80 macchine al giorno, movite stritte e non c'è che fa. Allora avevo pensato di adattare il mio vascio a garage, ma non è stata cosa, come dite, non l'autorizzazione del comune. E non la tengo, mi sono fatto autorizzare da mia moglie 5 figli, dottor, come? In questa città do tutta abusano, campano in per spalle tanta gente. O va a finire come dice il vigile, che all'abusive sono sulla mente. Ma quale abusa, l'abuso è chi le terme, chi le campana scusa, poi non vado a termine. Certo, fosse più giusto stare in regola, tenere le tue licenze e documenti. Ma dimmi che sta come può pretendere, se tutto a casa fa abusivamente. Vanni davanti dottor, ogni tanto si legge sui giornali, Napoli non ce la fa più, Napoli muore e si capisce chi le governante. Non mi stima andare a finire, dottor, a così non si può chiamare. Qualche cosa sa da fare, chiama, uscite ma dove sta, che ste fabbrica, l'industria nostra sta in tua forcella. E bangarello contrabbando di ebete, e poi mi piace a bruciare il cervello. Ogni giorno è un esercito che scende in mezzo a strada, e fa quello che capita per sta buscare giornate. Ti faccio sto mestiere, guarda macchine, e tengo un lavoro assicurato. Manda che canno votato, a me mi smuovono, un posto fisso mi sono piazzato. Ma non mi crede più promesse e chiacchiere, la panza non si tiene che pazienza. E in mezzo a tutte quelle case arrangiano, io sono diventato una scienza.